Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi, buon anno innanzitutto e ben arrivato, ben ritornato anche al nostro ospite Agostino Bonomo, Presidente Confartigianato del Veneto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Allora, un appuntamento particolarmente significativo perché da un lato possiamo tirare un po' le fila di un bilancio di un anno passato, capire com'è la situazione, qual è il polso, quindi stiamo uscendo da un momento di difficoltà, quali sono i problemi che hanno le piccole e medie aziende artigiane del territorio e poi naturalmente c'è stata questa legge di bilancio finanziaria, legge di stabilità, come la vogliamo chiamare, questa manovra importante, che cosa ha comportato e potrebbe comportare poi in futuro per gli artigiani. Poi ci sono tante altre questioni, voi ci avete anche scritto, vi ringraziamo delle vostre mail e cercheremo poi anche di rispondere anche ad altre questioni. E allora incominciamo. Ti direi prima di fare un po' un bilancio, come si è chiuso il 2018? Beh, intanto mi associo agli auguri di buon anno ai suoi spettatori, ma anche a tutti gli imprenditori che ci ascoltano, che sia veramente il 2019 un anno ricco di soddisfazioni. Beh, facendo un po' di bilancio rispetto a quello che è successo nel 2018, c'è ancora questa grande tendenza positiva nei confronti di chi lavora con l'export, con chi produce e riesce a collocare i propri prodotti, i propri servizi nell'internazionalizzazione, per cui usufruisce di tutti quelli benefici che derivano da avere come mercato il mondo e non solo il mercato interno. Invece sta soffrendo ancora chi lavora in maniera continuativa ed esclusiva soltanto per la nazione, soltanto magari per un mercato locale. Quindi l'export è quello che tira sostanzialmente anche per gli artigiani? Beh, in questo territorio assolutamente sì, e tutto questo è frutto anche di un periodo precedente che ha visto gli imprenditori lungimiranti che hanno fatto degli investimenti per quanto riguarda lo studio di mercati esteri, ma anche per quanto riguarda la propria organizzazione aziendale, creando all'interno della propria azienda dei sistemi di produzione con attrezzature, con formazione ai propri dipendenti, con delle situazioni organizzative che danno la possibilità poi di essere competitivi sui mercati internazionali. Per cui da una parte c'è una storia che deriva dal fatto che questi territori comunque hanno rapporti e relazioni con l'estero e dall'altra il fatto che hanno saputo mantenere il passo con quello che poi lo scibile umano mette a disposizione per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese e i costi di produzione. Ecco Presidente, secondo lei l'anno passato ha visto una parabola crescente o qual è stata la situazione? Dall'inizio 2017 arrivare alla fine dell'anno? Io dividerei l'anno in due parti, i primi 9 mesi che hanno visto una crescita anche direi degli ordinativi e una situazione di assoluta tranquillità rispetto ai mercati esteri e invece l'ultimo quadrimestre che ha un po' segnato un rallentamento per quanto riguarda gli ordinativi e per quanto riguarda anche la fiducia che noi misuriamo, voglio dire, con tutta una serie di studi e di interviste fatte ai nostri operatori proprio in maniera continuativa, proprio per avere il polso della situazione. I nostri uffici studi elaborano questi dati con poi tutta una serie di interlocuzioni con gli imprenditori, per cui dati veri, dati reali, e vede una anche sfiducia per l'inizio di questo anno dovuto al fatto che il rallentamento degli ordinativi è una realtà. Ecco, ma dovuto a che cosa? Perché questo si è riscontrato sia per voi che anche poi per le medie aziende, medie imprese, quindi per altri settori. È una questione globale, è una questione europea? Da dove viene il problema? Beh, è veramente una questione globale, ha a che fare un po' con i dazi che arrivano dall'America. Quindi le ripercussioni ci sono anche da noi? Ha a che fare con la Cina che ha avuto un rallentamento della propria crescita, ha a che fare con un'Europa che è trainata dalla Germania e anche dalla Germania arrivano dei segnali negativi e probabilmente anche a che fare con un ciclo. Se noi andiamo a guardare quelli che sono i cicli economici vediamo che c'è sempre un periodo di crescita, un periodo di stabilizzazione, un periodo poi di calo. Quindi fisiologico, lei intende dire? In parte anche fisiologico, ma che poi ha tutti questi elementi che sono fonti di preoccupazione che derivano dai dazi americani piuttosto che rallentamento della Cina, piuttosto che tutta un'altra serie di situazioni che sicuramente sono allo studio ma che sono fonte di preoccupazione. Quali sono i mercati adesso appetibili, interessanti per voi, per la categoria dei piccoli imprenditori, degli artigiani del Veneto? Beh, sono i soliti filoni che sono quelli che hanno a che fare con la produzione di macchine utensili, che hanno a che fare con la digitalizzazione delle imprese, che hanno a che fare con i macchinari per la trasformazione dell'agroalimentare,
che hanno a che fare con l'industria orafa che si è un po' ripresa, hanno a che fare con l'industria della concia che anche questa si è ripresa e ha avuto dei numeri assolutamente positivi. Ecco, tutti quei settori che sono la nostra caratteristica del manifatturiero veneto. Quindi paesi per individuarli? Beh, sicuramente il centro Europa è la prima, poi c'è la Cina e poi l'America. Proprio in questa sequenza. Prima l'Europa, poi la Cina e poi l'America. E probabilmente i nostri prodotti, anche quelli che vengono venduti in Europa, poi hanno come base di partenza l'Europa, ma poi vanno in giro per tutto il mondo. Assolutamente. Restando un po' al discorso dell'Europa, che cosa ne pensa della situazione in Francia? Beh, la situazione in Francia è una situazione... Alcuni si sono dimostrati preoccupati. È una situazione che va tenuta sotto controllo, perché se andiamo a esaminare il passato, andiamo a esaminare la storia, tutto ciò che poi ha avuto nel passato come avvio in Francia di situazioni di malessere piuttosto che situazioni come quelle che stiamo vivendo in questi giorni, poi si sono ripercorsi in tutto il resto d'Europa. Per cui sicuramente sono dei fenomeni da non sottovalutare, da studiare e da cercare di arginare nel nostro territorio, proprio come tendenza anche di utilizzo della violenza per far conoscere le proprie difficoltà o per far conoscere le proprie richieste, perché credo che quando succedono queste cose c'è sempre un fallimento della politica, ossia la politica, che dovrebbe essere l'arte della sintesi rispetto ai bisogni del cittadino e della mediazione fra i contrapposti interessi per creare poi delle decisioni che vadano a soddisfare tutti. Beh, se c'è il fallimento di questo paradigma, sicuramente poi si arriva alla violenza e a ciò che vediamo che sta succedendo. Tutto alle porte delle elezioni, prossime alle elezioni europee. Per voi artigiani le elezioni europee che è un passaggio... Forche Caudina importante, o come la vede? È un passaggio che noi valutiamo con estrema attenzione e dando un valore di una grande importanza a ciò che succede in Europa. Quindi avete una posizione? Proprio per quello che abbiamo detto finora: se noi siamo un territorio che ha una manifattura importante e che deve competere nel mondo, l'Europa è la nostra base di partenza, non possiamo più pensare che siamo soltanto influenzati da ciò che succede nel nostro comune piuttosto che nella nostra provincia o nella nostra regione o nella nostra nazione. Dovendo competere nel mondo, la nostra dimensione è sicuramente l'Europa, la dimensione di partenza. Quindi che cosa, che minaccia ravvede? Perché per adesso l'Europa non è che si è messa in buone acque, anzi... L'Europa ha tutte le difficoltà di una signora che è arrivata a mezza età e che si deve in qualche maniera ripensare e si deve rimettere in gioco. Ossia, l'Europa per noi è una grande opportunità, così com'è non funziona. È un'opportunità, però così com'è non va bene. Però così com'è non funziona, deve tener presente di tutte quelle che sono le situazioni di vari territori europei, delle nazioni europee che compongono la comunità europea, andando a vedere quelle che sono le necessità di ogni singola nazione. Se l'Italia ha questa prerogativa rispetto alla quale il Made in Italy è un plus, è una situazione che in qualche maniera aiuta lo sviluppo economico di questo territorio, l'Europa ce la deve tutelare. Questo è soltanto uno degli esempi. Se in Italia abbiamo una micro e piccola impresa diffusa che riesce a restare sul mercato, che riesce a interloquire con tutto il mondo, che riesce a competere con i propri prodotti e i propri servizi nell'economia internazionale in tutto il mondo, deve essere tutelato anche il fatto che è costituita così, ossia che il 97-98% del tessuto socio-economico italiano è composto da aziende che hanno questa dimensione, per cui l'Europa deve tener conto di queste cose. Ma non lo sta facendo nel modo adeguato? L'Europa guarda di più i grandi numeri, per cui guarda le grandi tendenze, non va nella specializzazione di un singolo territorio. Anzi, ha penalizzato un po', diciamo, i piccoli. Peraltro l'Italia è uno dei contributori netti, ossia l'Italia è una delle nazioni che, per quanto poi dà sotto forma di tasse, sotto forma di contributi all'Europa, riceve come ritorno sotto forma di contributi per lo sviluppo della nazione in maniera minore rispetto a quanto paga. Questo è bene precisarlo, perché sennò sfugge. Sì, come succede per il Veneto nei confronti dello Stato italiano, che è un contributore netto positivo e non negativo, l'Italia lo è per l'Europa, per cui un minimo di attenzione rispetto a chi contribuisce in maniera positiva, credo che l'Italia la debba richiedere, ma a voce alta anche. Quindi, ecco, ma allora qui arriviamo un po' al dunque della politica dell'attuale governo.
che cosa vi va bene e che cosa non vi va bene. Perché appunto puntarsi e giustamente adesso sembra quasi anche così, sentendo voci esterne, che siamo un po' più rispettati dall'Europa per varie ragioni, mentre prima tutto sommato eravamo delle pedine molto manovrabili. Andiamo senza guardare a dietrologie cosa ci può stare dietro, però insomma questo è un dato di fatto. Sì, allora nei confronti dell'Europa io credo che il mondo dell'imprenditoria chieda quello che abbiamo detto prima, ossia un maggior rispetto e un sistema anche di impianto, di leggi e di normative che partono sempre di più dall'Europa, che poi devono essere recepite dagli Stati membri, Italia compresa, un'attenzione rispetto a quello che è il nostro tessuto socio-economico e la composizione proprio del nostro mondo produttivo. Detto questo, oggi abbiamo una maggiore attenzione da parte dell'Europa, almeno percepita, poi bisognerà vedere nei risultati finali. Questo è anche dovuto al fatto che il governo ha fatto finalmente la voce grossa su alcuni temi nei confronti dell'Europa. Quello che a noi ci preoccupa è che noi vogliamo maggior rispetto come mondo dell'imprenditoria, ma non uscire dall'Europa. Allora se uscire dall'Europa è una minaccia che può essere utilizzata al tavolo delle trattative per portare a casa dei benefici, ci va bene, benissimo, ma il pensare di uscire dall'Europa e di uscire dall'euro, questa è una cosa che veramente la vediamo con una certa negatività, perché dovesse succedere questo sarebbe estremamente negativo. Uscire dall'euro è una cosa impensabile. Ormai è una cosa impensabile. Io ricordo negli ultimi anni della lira, dove i nostri imprenditori nella situazione, nel contesto socio-economico dell'epoca ci raccontavano: non abbiamo problemi a competere nel mondo, la difficoltà che abbiamo è fare preventivi a lungo termine, perché allora la moneta di riferimento era il marco tedesco e il marco tedesco aveva oscillazioni in capo a mese che andavano dalle 700 lire alle 1200 lire e all'epoca ci dicevano: noi abbiamo questo grande problema di avere una moneta che sia stabile, perché non possiamo fare preventivi a lungo termine con oscillazione della valutazione sui mercati internazionali. Cioè, era indispensabile fare un passaggio di questo tipo di unificazione, però è stata gestita male sostanzialmente. È stata gestita sempre forse con una scarsa attenzione e aggressività, mettiamola così, nei confronti di quelli che sono i nostri punti di forza, che dovevano essere tutelati in maniera maggiore. Questo governo ci mette la sufficiente aggressività nei limiti del possibile, perché poi comunque siamo sempre sotto scacco, no? In ogni caso. Nei confronti dell'Europa direi di sì, è all'onore delle cronache, voglio dire, gli atteggiamenti di questo governo e le continue trattative che ci sono. Ripeto, se far la voce grossa e dire che eventualmente si esce, pensare di fare un'uscita alla moda Brexit, al modello Brexit, quello non penso che sia neanche menzionato tra credo questo sarebbe impensabile per l'Italia. Ecco, che cosa entriamo nello specifico adesso un po' restiamo sempre nel comparto, così chiudiamo anche questo capitolo. Quali sono i comparti che stanno soffrendo nel vostro settore e quelli invece che si sono ripresi bene? Che stanno soffrendo sono tutti quelli che hanno a che fare col mercato interno, in primis tutta la grande filiera della casa, che va dal movimento terra all'arredo su misura, che è ancora in difficoltà. Anche l'arredo casa, non c'era stata una ripresa? Chi ha la capacità di lavorare con l'arredo su misura e che magari lavorava con collaborazione con qualche archistar piuttosto che con situazioni che lo metteva nelle condizioni di poter lavorare con l'estero, lì c'è stata un po' di ripresa. Anche se i dati ultimi che ci danno a fine anno, anche le di Cassa Veneto, una piccola ripresa di assunzioni c'è. Quando c'è la ripresa delle assunzioni vuol dire che c'è anche qualcosa si muove. Però sono segnali estremamente timidi, una ripresa che sicuramente non può dire che siamo alla fine del tunnel, questo sì. Però una piccola ripresa c'è, ma il comparto che nel 2017 ha sofferto ancora e continua a soffrire più degli altri è sempre quello del grande comparto della casa. La problematica di base qual è? Perché poi le persone, chi ha bisogno, l'abitazione nuova l'ha presa, si parla di ristrutturazioni che poi vi vedrebbero coinvolte, alcune sono state fatte, c'è stato il piano casa, ci sono stati interventi di un certo tipo. Certo, una cementificazione ulteriore è anche impensabile, perché siamo la regione più cementificata d'Italia e dell'Europa.
Questo è un grande tema che abbiamo trattato nel 2016 e nel 2017 in maniera positiva anche con la Regione Veneto. Allora, perché sta soffrendo il comparto della casa? Perché si è costruito troppo in passato, c'è ancora tantissimo invenduto anche di scarsa qualità, proprio qualità costruttiva. Ci sono delle case che non sono mai state abitate e che, se si va a valutare rispetto alle normative riguardanti all'assetto energetico dell'immobile o a altre normative, sono già fuori norma, dovrebbero già avere bisogno di interventi di manutenzione e di messa a norma, non sono mai state abitate, sono case ancora nuove. Allora io credo che la Regione Veneto, anche con l'aiuto delle associazioni di categoria che hanno stimolato, ha preso dei provvedimenti assolutamente interessanti, intelligenti, che daranno a medio termine sicuramente dei risultati. Hanno a che fare con la legge sul risparmio del suolo, risparmiando il suolo e andando a dichiarare che non ci saranno nuove costruzioni con ulteriore utilizzo di nuovo suolo, si va a valorizzare anche l'esistente. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare degli anni 70 che è assolutamente privo di valore, perché è stato costruito in quegli anni con ciò che lo scibile umano e anche anni 80 metteva a disposizione, e oggi dal punto di vista dell'efficienza energetica ma anche architettonica sicuramente hanno bisogno di interventi per riportarli a valore, e che se c'era la possibilità di costruire con utilizzo di nuovo suolo, forse costava meno costruire qualcosa di nuovo che ristrutturare il vecchio è stato abbandonato. Oggi invece con questa legge ciò che è già di proprietà e a valore delle famiglie ha ripreso valore, perché se non posso più costruire sul nuovo suolo, quello che ho ha una presa di valore immediata, e questo è stato un provvedimento assolutamente intelligente sia da un punto di vista ambientale, ecologico, perché non si utilizzerà più nuovo suolo, sia da un punto di vista economico, perché il patrimonio immobiliare esistente riprende un minimo di valore. L'altra legge importante è stata quella del piano casa. Il piano casa ha dato la possibilità di salvare migliaia di imprese del settore della casa. Quindi è servito a questo punto? È servito tantissimo. Ci sarebbe stato, abbiamo fatto una valutazione, un 42% in più, e non è poco, di chiusure e di mantenimento poi anche occupazionale. Quindi è stato fatto uso importante da parte dei cittadini. Sì. E il piano casa ha dato la possibilità ancora una volta di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente. E poi il regolamento tipo edilizio che la Regione Veneto ha varato e che dà la possibilità di semplificare tutti i carichi burocratici. Credo che queste tre leggi che sono state messe in campo dalla Regione Veneto siano state intanto messe in campo in un arco temporale velocissimo, peraltro in pochissimo tempo, con delle soluzioni intelligenti sulle quali peraltro anche noi abbiamo lavorato, con la promozione di tutta una serie di dati elaborati da noi e anche con tutta una serie di proposte che poi sono state anche in parte accettate, e che sicuramente ci darà la possibilità a breve, in un tempo comunque non proprio compresso, non domani, ma nel giro di qualche mese, sicuramente dare delle prese di beneficio anche per questo settore. Per il 2019 cosa è previsto? C'è stato un rinnovo, sempre discusso del piano casa? Il 2019 adesso vedrà il varo della nuova legge che dà la possibilità di avere all'interno di questa legge la possibilità della banca dei metri cubi, praticamente di volumi esistenti, che possono essere trasferiti da una parte all'altra. Anche questo sempre nel grande filone Cosa sarebbe questa? Se lei ha dei metri cubi, ha una casa e ha bisogno di dare valore a quella casa, ma vuole fare un'edificazione da un'altra parte, e quei metri cubi possono essere eliminati dove lei ha questa proprietà e spostarli dove lei ha in mente di costruire o di ampliare, cioè un nuovo abbattimento. edificio. È un abbattimento da una parte, ma non è un abbattimento che perde valore completamente quell'immobile, perché i metri cubi di quell'immobile possono essere venduti all'interno, speriamo, del Veneto. Nella prima stesura della legge era all'interno del Comune, adesso in una proposta che è stata fatta anche a firma di Confartigianato vorremmo ci fosse la possibilità di spostarla all'interno di tutta la Regione Veneto, per cui io ho una casa che viene abbattuta e in quel... Quindi bisogna prendersi l'onere economico di abbatterla comunque. Esatto, di abbatterla. Completamente, esatto, quindi radere al suolo. Radere al suolo, però quei metri cubi non sono persi, possono essere venduti e utilizzati
finora all'interno dello stesso comune. La proposta che abbiamo fatto è quella in tutto il Veneto. Purché sia zona edificabile. Purché sia zona edificabile, in regola con quelli che sono i piani regolatori dei comuni e con tutta una serie di vincoli che però dà la possibilità di non perdere il valore dell'immobile. Piano casa resta? Il piano casa resta, questa evoluzione si chiamerà con un altro nome, non me lo chieda perché non me lo ricordo. No, ma comunque resta per quanto riguarda le ristrutturazioni, gli ampliamenti entro certi margini che vengono fatti, eccetera. Benissimo, torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità pochi secondi, poi siamo con voi.